Dopo le risse fra giovani stranieri avvenute a Udine e Trieste, da Bruxelles il presidente della regione Fedriga chiede fermezza nelle misure adottate. Il Covid rialza la testa, 1733 nuovi casi e ancora pochi vaccini. Il vicepresidente della regione Riccardi fa il punto sulla pandemia e sugli sviluppi delle strategie per aumentare il numero dei vaccinati. Vittoria al TAR per un pescatore di Grado che 22 anni fa trovò il relitto di un'antica nave romana, aveva concordato con il Ministero un premio mai pagato, ora riceverà 250.000 euro. Pordenone legge piace ai giovani grazie ai suoi canali social. Coloro che hanno seguito più da vicino il Festival del Libro con gli autori sono stati lettori della fascia d'età fra i 18 e i 40 anni. Domani da un pezzo alle 15, atto finale per la stagione del calcio della montagna. Cavazzo e Villa si sfidano per la Supercoppa che torna dopo 2 anni. La diretta in esclusiva su Telefriuli dalle 14:45. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentornati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Il deputato della Lega Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera, lo ha proclamato il presidente provvisorio dell'Assemblea di Montecitorio Ettore Rosato. Fontana ha ricevuto 222 voti, i votanti sono stati 392 e la maggioranza richiesta era di 197 voti. Le sue prime parole: onorevoli colleghi, è con forte gratitudine e grande commozione che mi rivolgo a voi per la fiducia, ringrazio chi mi ha votato e chi no, sarà mio onore dirigere il Parlamento, così ha detto appunto dopo la proclamazione. La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha invece commentato: anche qui alla Camera buona la prima, stiamo procedendo in modo spedito, sono contenta e faccio le mie congratulazioni a Fontana. Dopo le risse, veniamo alla nostra regione, tra giovani stranieri avvenute a Udine e Trieste, il presidente della regione Massimiliano Fedriga è tornato a parlare di immigrazione, un tema affrontato anche nella sua missione a Bruxelles, dove ha chiesto fermezza nelle misure che verranno adottate. Penso che sia necessario in questo caso avere delle risposte fermissime. Non possiamo accettare che qualcuno creda di poter essere sopra la legge, che qualcuno pensi che nel branco ci si possa difendere rispetto a violazioni delle norme stesse. Io mi auguro che non ci sia quella, comprensione a prescindere rispetto anche ad atti delinquenziali, perché di questo stiamo parlando. Bisogna utilizzare una risposta ferma da parte dello Stato, perché altrimenti noi continuiamo sempre con delle giustificazioni inaccettabili per chi compie degli atti illegittimi e dei soprusi. Il presidente della regione torna a parlare di immigrazione dopo i recenti casi di cronaca che hanno colpito in particolare Trieste con delle violenti risse tra giovanissimi cittadini stranieri. Il tema è stato dibattuto anche a Bruxelles, dove Fedriga ha avuto una missione di 2 giorni conclusasi ieri. Penso che dobbiamo sempre di più rafforzare il rapporto anche dei territori a Bruxelles, perché l'Europa deve trovare degli interlocutori anche propositivi dalle regioni stessi, non soltanto valutare o contestare qualche scelta europea, qualcuno magari da contestare sicuramente, ma anche essere propositivi e portare delle idee per affrontare non soltanto i problemi emergenziali, ma penso anche quelli strutturali del continente. Per la prima volta la giunta regionale si è riunita a Villa Russiz, dove è stato fatto il punto sulla struttura. Ha inoltre approvato un importante allargamento dei contratti di specializzazione di medicina. 22 nuovi contratti di formazione specialistica per medici per l'anno accademico 2021-22 saranno finanziati dalla Regione. La Giunta regionale, che per la prima volta si è riunita nella cornice di Villa Russiz, ha approvato le proposte del vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. I 22 specializzandi in più saranno distribuiti tra Trieste, 11, Udine, 9 e 2 a Verona per nefrologia e neuropsichiatria infantile. Sono più o meno interessate tutte le branche specialistiche. Al termine della Giunta, il presidente della Fondazione Villa Russiz, Antonio Paletti, ha anche presentato l'attività svolta e i progetti futuri del sito. Villa Russiz è un grande riconoscimento della sua importanza a livello sociale, a livello economico, regionale, ma a livello europeo, in quanto i propri vini sono conosciuti dappertutto. L'impegno che questa nuova Consiglio, come Presidente, che il Presidente Fedriga ha voluto indicarmi
per questo ruolo, mi onora moltissimo e adesso andremo a spiegare un po' cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo e quello che vorremmo fare nei prossimi anni. Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato l'importanza di Villa Russiz, un'eccellenza regionale nella produzione vitivinicola. Nel corso dell'incontro è stato ricordato il grande impegno per salvare una realtà così importante per il territorio del Collio. Mancanza di trasparenza e proposte concrete. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una serie di proposte per migliorare le variazioni di bilancio che sono state approvate oggi dalla Commissione e arriveranno tra 2 settimane nell'Aula del Consiglio regionale. Salgono a 214 milioni le variazioni di bilancio che tra 2 settimane arriveranno nell'Aula del Consiglio regionale. Dalle opposizioni è arrivata una bocciatura con il PD che, per voce del capogruppo Diego Moretti e del relatore Roberto Cosolini, parla di una giunta che improvvisa e non mette in condizioni il legislatore di lavorare al meglio. Critiche dure anche del Movimento 5 Stelle, in particolare sui 100 milioni destinati agli impianti fotovoltaici. A noi non è stato ancora presentato nessun provvedimento se non lo stanziamento di 100 milioni di euro, quindi non sappiamo effettivamente cosa andiamo a incentivare, non sappiamo chi ne beneficerà ed è il motivo per cui abbiamo voluto porre l'attenzione con questa conferenza stampa su quelle che sono le nostre proposte, ma che non le facciamo adesso, le facciamo dal 2014. L'istituzione di un fondo che possa essere utilizzato per incentivare l'installazione di impianti rinnovabili nelle abitazioni, però un fondo che è stato pensato così che funzioni in modo rotativo, che quindi si vada ad autoalimentare con i proventi che si generano dalla vendita dell'energia. Questa soluzione è una soluzione che il Movimento 5 Stelle ha già sperimentato in Sardegna, a Porto Torres, ma anche nella regione Puglia. E andiamo a Pordenone, dove sono possibili novità per quanto riguarda la giunta comunale dopo l'elezione alla Camera di Emanuele Loperfido. Al momento infatti il vice sindaco non si dimetterà, ma le sue deleghe di peso richiedono una presenza a tempo pieno in municipio. Il sindaco Ciriani sta cercando l'incastro giusto. L'approdo del vice sindaco di Pordenone, Emanuele Loperfido, sui banchi della Camera a Roma apre un possibile nuovo ingresso nella giunta guidata dal sindaco Alessandro Ciriani. I due ruoli, deputato e assessore, non sono incompatibili, ma l'impegno che sarà richiesto a Loperfido nella capitale e le deleghe di peso che ha in comune difficilmente gli consentiranno di mantenere la doppia carica nel lungo periodo. Al momento il neodeputato non si dimetterà, garantendo al sindaco di fare il massimo sui due fronti. Nel frattempo si cerca una figura che possa sostituirlo, ma non è semplice. Loperfido ha le deleghe a commercio, bilancio, protezione civile e polizia locale, che richiedono una presenza costante. Per questo il sindaco gli aveva chiesto un impegno a tempo pieno e così sarà anche per l'eventuale sostituto. In ogni caso un esponente di Fratelli d'Italia, in lizza l'avvocato Francesco Ribetti e la commercialista Isabella Santini, che già siedono in consiglio comunale forti di oltre 200 preferenze incassate alle elezioni di un anno fa. Gli impegni professionali però potrebbero essere un ostacolo. Più difficile una redistribuzione delle deleghe ad altri assessori. Da capire poi se il nuovo nome farebbe anche il vice sindaco. Se non fosse così, le attenzioni sono rivolte a Walter De Bortoli, assessore allo sport e passato un anno fa da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Per tutto Ciriani cerca l'incastro, ma senza fretta. Veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 1733, i ricoveri in terapia intensiva 10, 225 quelli negli altri reparti. Si sono registrati 2 decessi, uno a Udine, uno a Pordenone, e ha fatto il punto sul Covid e sui possibili sviluppi nelle strategie vaccinali il vicepresidente della regione Riccardi con il direttore di Asugi, Antonio Poggiana. Pochi vaccini e contagi in salita, ma al momento senza importanti effetti sugli ospedali. La situazione Covid in questo momento è abbastanza stabile, c'è stato un aumento nella curva ma pare si stia già appiattendo. I casi comunque sono non gravi come le ondate precedenti. La campagna vaccinale sta proseguendo a ritmi comunque più contenuti rispetto alla prima esplosione. Se i dati del contagio al momento si muovono in maniera diversa rispetto allo scorso anno, resta il nodo dei vaccini e in questo senso resta la questione degli hub ormai sottoutilizzati. Noi l'esperienza che abbiamo maturato ci consente di aprire strutture anche in pochi giorni, dipenderà molto dalla domanda. Cioè, noi abbiamo una limitata disponibilità di professionisti ed è chiaro che noi dedichiamo i professionisti in funzione di una domanda. Non possiamo aprire delle strutture sottraendo
medici, infermieri ad altre attività, se poi questa domanda non c'è e si troverebbero a fare ben poco. Quindi dobbiamo concentrare le strutture in funzione di quella che è la domanda, che io mi auguro sia alta, anche se vediamo, e oserei dire, mi pare anche giustificato con tutto quello che è accaduto nel comportamento della persona, però la stanchezza vaccinale è un tema che è all'ordine del giorno. L'eccellenza della cardiologia, convegno oggi e domani a Trieste, 500 gli specialisti da tutta Italia. Oltre 500 medici e specializzandi da tutta Italia si sono dati appuntamento a Trieste per il convegno Scompenso e Cardiomiopatia organizzato dalla struttura cardio-toracovascolare di Asugi diretta dal professor Gianfranco Sinagra. Oggi si parla di una patologia, come diciamo, tecnicamente prevalente, che coinvolge l'1% della popolazione a meno di 50 anni e oltre il 10% ad età superiori, fino ad arrivare ad oltre il 20% oltre la settima, ottava decade di vita. Quindi si tratta di patologie estremamente frequenti che hanno implicazioni sul piano diagnostico, della definizione delle cause, sul piano terapeutico, farmaci ma anche dispositivi. Il professor Sinagra guarda anche al futuro della professione medica. Dobbiamo ricordare che nell'era della medicina ipertecnologica un buon medico è colui che sa coniugare ciò che sa, ciò che conosce, ciò che sa fare, cioè le sue competenze, ma anche la capacità che ha di relazionarsi con il malato, con la famiglia e all'interno del gruppo con i colleghi per un'interazione che è un'interazione fra più discipline, i mondi dell'aritmologia e dell'elettrofisiologia, i mondi dell'emodinamica, i mondi della cardiologia clinica, i mondi della terapia intensiva. A introdurre i lavori, oltre al direttore di Asugi Antonio Poggiana, anche il presidente Massimiliano Federica e il vice Riccardo Riccardi, che hanno sottolineato la grande valenza della cardiologia triestina e gli importanti risultati raggiunti in questi anni, diventando sempre più un punto di riferimento a livello italiano e mondiale. Sorpresi a far entrare illegalmente in Italia 32 persone, 2 passeur sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dalla Polizia di Stato. A Gorizia un cittadino italiano è stato intercettato dalla Polizia di Frontiera vicino all'ex valico confinario di Casa Rossa a bordo di un furgone con 32 persone di origine asiatica tra i 20 e i 35 anni privi di documenti. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato fermato. A tentare la fuga è stato anche un cittadino rumeno entrato in Italia con il furgone ma sorpreso a bordo di un'auto con funzioni di staffetta. È stato anche lui bloccato, i 2 passori sono stati portati in carcere a Gorizia, i veicoli sequestrati. Fingevano di aiutare gli anziani al bancomat, ma poi spillavano loro i soldi. Nella rete è finita anche una 79enne a cui sono stati sottratti quasi 2.000 euro. La polizia di Pordenone è risalita agli autori denunciandoli per furto. L'ennesima truffa agli anziani, stavolta raggirati mentre prelevano soldi con il bancomat, è costata la denuncia per furto a una coppia di pregiudicati della provincia di Monza Brianza. I due, un uomo di 51 anni e la sua complice, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Pordenone, che si era messa sulle loro tracce dopo una segnalazione dello scorso aprile. A dare origine alle indagini, coordinate dalla Procura di Pordenone, la truffa subita da una 79enne pordenonese, la quale, mentre stava effettuando un prelievo in uno sportello ATM di un istituto bancario del centro cittadino, era stata avvicinata da un uomo che, con fare gentile, facendole credere che il bancomat fosse rimasto bloccato all'interno della fessura, si era offerto di aiutarla a recuperare la tessera. Solo dopo essere rientrata a casa, la donna si era accorta che in realtà il bancomat le era stato rubato e utilizzato per effettuare 2 prelievi fraudolenti per un importo totale di 1.850 euro. Grazie alle immagini di videosorveglianza e all'incrocio dei dati bancari e telefonici, gli agenti, dopo alcuni mesi di indagini, sono risaliti ai colpevoli, poi denunciati all'autorità giudiziaria. In carcere non arriva cibo buono per il consumo, si cambi ditta fornitrice. A dirlo è Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti di Udine. Il cibo che arriva nel carcere di Udine non è adeguato, la direzione cambi la ditta fornitrice. È la richiesta avanzata da Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti del comune di Udine, dopo le segnalazioni fatte da diversi carcerati di via Spalato. I detenuti dicono che la qualità del cibo che viene offerto, dalla riduzione del latte al mattino, le porzioni di cibo
ridotte. Il pane non è commestibile, la carne per esempio in scadenza o addirittura scaduta da buttare. Io penso che bisogna rompere il contratto con questa ditta e trovare un'altra disponibilità. Non solo ombre ma anche luci. Tra pochi mesi avremo un carcere rinnovato. E abbiamo finalmente concretizzato l'ipotesi di ristrutturazione del carcere, della sezione per i semiliberi e soprattutto della ex femminile abbandonata da 20 anni. Lì si ricaveranno 13 stanze per attività culturali, formative. Nel giro di 6, 7, 8 mesi probabilmente avremo una via Spalato rinnovata. Il caso del caffè Conta Arena di Udine, il Tribunale ha accolto la richiesta di concordato della società che lo gestisce e che ora ha un mese di tempo per presentare il piano di ristrutturazione. Continua la battaglia tra la Spritztime SRL, la società che gestisce il caffè Contarena, e il comune di Udine. In risposta alla domanda di apertura di liquidazione giudiziale promossa quest'estate da Palazzo d'Aronco, la società ieri ha depositato in tribunale a Udine una richiesta di concordato in bianco. La domanda è stata accolta oggi dai giudici della seconda sezione civile, che hanno nominato commissario giudiziale il commercialista udinese Francesco Zani. Ora la Spritztime ha 30 giorni di tempo per presentare un piano di ristrutturazione aziendale. Si tratta, dice Edoardo Leone, legale rappresentante di Spritztime, di un autogol del comune. Avevamo proposto di compensare gli affitti arretrati e i danni da noi subiti tra il settembre e il dicembre 2019 per il rifacimento dell'impianto elettrico, quantificati in 240.000 euro, e per i quali è in piedi una causa civile. Se concordato avrà un piano sostenibile e omologato, conclude, il municipio rischia di dover pagare tutti i danni da noi chiesti e di ottenere solo una piccola percentuale degli affitti arretrati, non essendo un creditore privilegiato. Vittoria al TAR per un pescatore di Grado che 22 anni fa trovò il relitto di un'antica nave romana. I giudici amministrativi hanno condannato la sovrintendenza regionale a versargli un premio da 250.000 euro. A 22 anni di distanza non ha ancora ricevuto il premio per aver ritrovato il relitto di un'antica nave nelle acque di Grado e ricorre al TAR del Friuli Venezia Giulia. I giudici gli hanno dato ragione e hanno condannato il Ministero della Cultura a versargli 250.000 euro. È in sintesi la storia di un pescatore gradese, Marco Tognon, che nel 2000 trovò i resti di una nave di epoca romana risalente al III secolo a.C. L'uomo, spiega il suo legale, avvocato Andrea Pittoni, chiese subito il premio dovuto a chi trova beni culturali e archeologici. Ne nacque un lungo iter che culminò nel 2015 in un accordo nel quale la soprintendenza del Friuli Venezia Giulia consentì a versargli la somma. Peccato che, a anni di distanza, il pescatore non ha ancora visto il becco di un quattrino. Da qui il ricorso a TAR, che ha condannato il Ministero a pagare sia il premio sia le spese di lite. Per l'accusa falsificò i permessi di soggiorno per ottenere dal Pakistan passaporti originali ma con dati falsi. Rinviato a giudizio il titolare di un negozio di telefonia di Udine. I migranti pakistani entravano nel negozio di telefonia e ne uscivano con carte d'identità o passaporti originali del proprio paese, ma contenenti dati fasulli. Questo sarebbe successo, secondo le accuse, in un negozio in Borgo Stazione tra l'agosto 2019 e la fine del 2020. Stamani il titolare, un pakistano di 40 anni, è stato rinviato a giudizio dal GUP Maria Rosa Persico con l'accusa di falso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Per gli investigatori l'uomo realizzava a partire da documenti veri, sia italiani sia stranieri, permessi di soggiorno falsi con i quali otteneva dalle autorità pakistane documenti originali per decine di compatrioti. Un'ipotesi rifiutata in toto dal suo difensore, l'avvocato Marco Fattori. Il mio assistito, spiega, svolgeva un'attività di mediazione per facilitare l'ottenimento di documenti originali tramite una procedura telematica, del tutto legale all'epoca dei fatti, conclude. La prima udienza è stata fissata per inizio dicembre.
Il Tribunale di Pordenone ha giudicato colpevoli 4 cittadini pugliesi per 2 truffe nella vendita di legna da ardere. A 2 sono stati inflitti 6 mesi di reclusione. Avevano pattuito con un friulano la cessione di 60 quintali di legna per 600 euro, ma il peso era di molto inferiore. Gli altri 2 avevano venduto a un altro cittadino del Friuli occidentale una catasta di legna per 2000 euro dicendo che si trattava di 200 quintali, come attestato da una ricevuta che però era falsa. I 2 sono stati condannati a 4 mesi di reclusione. Le aziende vitivinicole che nel periodo del Covid sono state maggiormente capaci di diversificare i canali distributivi hanno compensato le perdite. Per quanto riguarda le prospettive future, mostrano interesse verso la sostenibilità ambientale. Sono alcuni dei temi emersi al 49esimo convegno di Federmaestri regionale che si è svolto a Cividale. Il Friuli Venezia Giulia è la regione che ha più investito in vitivinicoltura. La superficie coltivata a vite rappresenta il 13% dell'intera superficie agricola, quasi il doppio della media nazionale in cui il rapporto è del 7%. Questa forte vocazione della nostra regione ha indotto i maestri del lavoro a dedicare il loro 49esimo convegno regionale all'approfondimento della conoscenza di questo mondo negli aspetti produttivo, qualitativo ed economico, assieme alle ricadute a livello sociale e di impatto sulle comunità. L'appuntamento che si è tenuto a Cividale all'Istituto di Istruzione Superiore Paolino d'Aquileia ha anche analizzato aspetti legati alla sicurezza sul lavoro e sulla necessità di manodopera qualificata. Abbiamo scelto poi quest'area specifica del Friuli perché è molto importante in quanto qui si produce vino, che non c'è competizione a livello mondiale che non sia il bicchiere del Collio nel podio. Il nostro fiore all'occhiello è l'etica sul lavoro e lo portiamo nelle scuole della regione spiegando ai ragazzi quelle che sono le attività lavorative. Dopo una battuta d'arresto nel 2020, il mercato estero è nuovamente in ripresa, con un incremento continuo della superficie coltivata a vigneto. In quest'annata risentiamo in alcuni casi sì di minori produzioni, ma a livello qualitativo le uve sono di elevatissima qualità e oltretutto sono delle uve che non hanno problematiche particolari dal punto di vista della sanità e qualità delle uve. Non solo irrigazione e attività di difesa idraulica del territorio, ma anche energia elettrica da fonti rinnovabili, bonifica ambientale di siti inquinati, attività di dragaggio in aree lagunari e portuali, manutenzione della viabilità lagunare. Se ne sta parlando in Castello a Udine al convegno del centenario Ambi organizzato da Ambi e FVG nel Salone del Parlamento. Il tema dell'evento: leggere il passato per immaginare il futuro. Partecipano altre autorità istituzionali, regione, ANCI, sindaci del territorio, rappresentanti del mondo economico, sindacale e dell'agricoltura. Anche se i servizi sono già operativi da alcuni mesi, la nuova sede dell'utility pubblica IT 2000, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in 79 comuni friulani con 230.000 abitanti, è stata inaugurata questa sera a Pozzuolo del Friuli. La società, presieduta da Luciano Aita, ha scelto di recuperare una struttura commerciale lungo la strada regionale operando una riqualificazione energetica. Sarà realizzato anche un impianto fotovoltaico. IT 2000, nato come consorzio nel 1998, attualmente controllata da 68 enti locali e serve 79 comuni con oltre 230.000 abitanti. Nel 2007 è stata la prima ad adottare il modello di raccolta porta a porta, che l'ha portata oggi a superare il 75% di materiale differenziato, una scelta positiva per l'ambiente che ha portato anche a un contenimento delle tariffe con 103 euro di costo pro capite anno. Sono le più basse in regione, dove la media è di 146 euro contro una media italiana di 186. Il bilancio 2021, recentemente approvato dall'Assemblea, è stato di 34,7 milioni di euro con un utile di 359.000. Il piano industriale prevede nuovi investimenti per 5 milioni di euro sull'impianto di selezione di Rive d'Arcano.
Il Comune di Tolmezzo ha emanato un'ordinanza in cui invita alla bollitura dell'acqua per uso alimentare gli utenti del servizio idrico delle frazioni di Imponzo e Cadunea. Da un controllo effettuato dai tecnici di azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale su un campione di acqua prelevata dalla fontana pubblica di Imponzo è emerso infatti il mancato rispetto di alcuni parametri di potabilità e da qui dunque la comunicazione. Oggi e domani a Casarsa è in programma un convegno per affrontare i temi della disabilità e della cittadinanza attiva. È organizzato dall'Associazione La Luna e sostenuto dal Comune e Fondazione Friuli. Si tratta di una sorta di stati generali del settore. 2 giorni di studio e incontro sui temi di cittadinanza attiva e disabilità per capire meglio una società in continua trasformazione e quanto propongono l'Associazione La Luna, impresa sociale, e Oltre la Luna, organizzazione di volontariato, nell'ambito di un convegno il 14 e 15 ottobre ospitato nella sede di San Giovanni di Casarsa. Si tratta di veri e propri stati generali sull'argomento, realizzati con il patrocinio del Comune di Casarsa della Delizia e il contributo di Fondazione Friuli nell'ambito del progetto Io Resto a Casa, al quale partecipa anche la parrocchia di San Giovanni Battista. Questi 2 giorni però sono fondamentali perché stiamo facendo il punto nave, stiamo cercando di capire dove siamo, dove stiamo andando, quindi per riprogettarsi, per rilanciarci anche nelle progettazioni che stiamo facendo. Obiettivi che non percorriamo da soli perché li percorriamo con tutte le professionalità che abbiamo in campo, con gli psicologi, gli educatori, gli operatori dell'Associazione La Luna, ma nel territorio e con il territorio, perché i progetti di autonomia non possono prescindere dal territorio e dall'inclusione delle persone nel loro contesto sociale nel quale vivono tutti i giorni, nel quale vanno a fare la spesa, nel quale lavorano. Quindi queste sono le nostre priorità e questi stati generali ci stanno rilanciando su questi temi. Al centro del dibattito anche i temi del co-housing e dell'amministratore di sostegno. Pordenone Legge piace soprattutto ai giovani. Grazie ai canali social la fascia d'età che più ha seguito la kermesse è stata quella compresa tra i 18 e i 40 anni. Il Festival dei Record, il bilancio dell'edizione 2022 di Pordenone Legge, è sorprendente, a partire dai riscontri in rete. Il nuovo sito internet in poco più di un mese ha generato oltre 1 milione di visualizzazioni con 135.000 visitatori che ne hanno fruito principalmente attraverso lo smartphone. 1091 utenti sono diventati amici di Pordenone Legge a settembre, sommandosi così ai 371 che avevano già sostenuto la fondazione a Natale. Di pari passo sono andati i riscontri sui canali social del festival. Alternando video emozionali ed interviste agli autori, sono state oltre 13.000 le interazioni registrate nella settimana del festival, la maggior parte delle quali raccolte proprio dai video. Questa tipologia di contenuti ha permesso di raggiungere anche la fascia d'età più giovane. Tra i 900 nuovi seguaci accolti nelle giornate del festival, il 40% ha tra i 18 e i 34 anni. Il boom di Pordenone Legge si è registrato anche per l'effetto libro. Grande la soddisfazione per i riscontri della libreria diffusa in piazza 20 settembre, in città, nei luoghi di incontro con autrici e autori. I libri, ha spiegato il direttore artistico Gianmario Villalta, seguono gli spettatori nelle loro case e tengono vivo il legame col festival nel corso dell'anno. Per quanto riguarda invece le ricadute economiche sul territorio, queste sono ancora in fase di analisi. Gli ultimi dati disponibili che riguardano l'edizione del 2021 parlavano di numeri superiori ai 3 milioni di euro. La sensazione anche in questo caso è che l'edizione di quest'anno abbia battuto tutti i record. Domani l'atto conclusivo per la stagione del calcio della montagna. Da un pezzo infatti si disputerà la Supercoppa. A contendersela saranno il Villa e il Cavazzo. Fischio d'inizio alle 15 e diretta in esclusiva su Telefriuli dalle 14:45. Tra poco ne parliamo a Sport FVG assieme all'Udinese, al basket e al ciclismo su pista. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.